Se alle imprese artigiane non mancano qualità e attenzione al cliente come principali caratteristiche del prodotto ed elementi distintivi nell'ottica del mercato globale, tuttavia quello che manca è una seria strategia e una pianificazione delle azioni volte all'internazionalizzazione. Così accade che gli artigiani veneti piombino su scenari mondiali un po' a caso, per conoscenze, fortuna o destino. Come tutti noi piccoli artigiani, un po' a caso tramite conoscenze sia fra clienti e fornitori che ci hanno presentato ad aziende estere. Noi siamo dei puri subfornitori, creiamo lo stampo che viene venduto al nostro cliente. I clienti che abbiamo sono riusciti ad avere un prodotto vincente all'estero perché fanno parte di quelle nicchie di settore che non hanno o che hanno poca concorrenza e quindi hanno una capacità di penetrazione del mercato molto alta. Molti anni fa ci è stato presentato un architetto giapponese, è venuto a visitare, gli sono piaciuti i nostri lavori, gli è piaciuta l'azienda, gli è piaciuto come lavoriamo e da lì è partito il primo lavoro, poi ne sono successi altri e quindi abbiamo capito che il mercato estero poteva essere un'opportunità di poter sviluppare dei lavori particolari. Ma per sbarcare su scenari mondiali, molti si servono di eventi organizzati. Fiere specializzate nel settore, specialmente in Italia più che all'estero. Quando si parla di internazionalizzazione delle imprese, vale ancora evidentemente lo stereotipo dell'imprenditore come uomo-donna che si è fatto da sé. È proprio vero, l'intraprendenza di molti imprenditori artigiani non ha confini. Capacità personali di tipo commerciale, relazionale e in generale manageriale sono i principali fattori di successo nei mercati esteri. Soggetti pubblici offrono molto spesso aiuto solo per una parte del processo di internazionalizzazione, ma quando è stato chiesto alle aziende intervistate se fossero state aiutate, magari con finanziamenti pubblici, la risposta è arrivata all'unisono. Finanziamenti pubblici zero, l'aiuto è quello del sottoscritto e del fratello, quindi due imprenditori che arrivano alle 7 del mattino e vanno a casa alle 8 di sera. No, purtroppo assolutamente no, mai. Finanziamenti pubblici no, non ne abbiamo ricevuti. Gli aiuti sono stati dati dai collaboratori, sia clienti che fornitori, che ci hanno un attimino aiutato a entrare in questi mercati. Direi di no, non siamo stati aiutati. Diciamo che ho partecipato ad alcuni eventi organizzati tipo dalla Camera di Commercio, degli incontri con degli operatori esteri, quindi ci ha permesso di riuscire a capire come muoversi, come spostarsi, capire anche quel tipo di paese, che opportunità ci sono e diciamo con dei costi relativamente bassi, perché magari da soli avremmo avuto difficoltà a fare questa esperienza. Se da una parte ci si rende facilmente conto di quali enormi opportunità si presentano alle aziende che vogliono cogliere la sfida dell'internazionalizzazione, dall'altra non mancano le difficoltà. Le fiere internazionali, per esempio, costituiscono una vetrina privilegiata, però esiste il rischio di investimenti elevati in missioni o attività fieristiche che si traducono in ritorni poveri. E poi c'è la difficoltà di comprendere le esigenze dei clienti esteri e le normative internazionali, la burocrazia e la distanza fisica. È proprio un problema di spese. Molte volte una fiera all'estero, un viaggio costa molto e per un'azienda, specialmente piccola, è impegnativo. Le maggiori difficoltà che si possono un attimino trovare nei mercati esteri è comprendere le varie esigenze dei clienti. Per personalizzarle è da fare un'attenta analisi anche delle aspettative del cliente e quindi un attimino cercare di analizzare anche le varie normative che ci sono in quei paesi. Più che altro è una burocrazia italiana, nel senso che come al solito l'estero ha molti meno vincoli dell'Italia, quindi tutte le merci nel momento in cui hanno oltrepassato la frontiera sono libere di viaggiare. Il problema è farle uscire da questo paese, nel senso che la burocrazia è sempre solo italiana. La difficoltà è la distanza, soprattutto nel nostro lavoro, in cui deve essere un lavoro fatto su misura, quindi bisogna spostarsi, andare a prendere le misure, produrre qui in Italia e poi riportare il prodotto e installarlo. Questa diciamo è la problematica più grossa, perché un qualsiasi errore diventa un qualcosa di molto amplificato.